La difesa per la pace. Mi chiamo Ghazi e vengo dal Bangladesh. Conosco lo scudo tradizionale del mio paese da quando frequentavo le scuole elementari e miei nonni e bisnonni lo utilizzavano nelle lotte di conquista del territorio tra villaggi. Lo ho visto usare anche da mio padre e dai miei zii per rappresentare la famiglia e ricordare alla gente la propria provenienza. Quando avevo del tempo libero con tutti i miei cugini giocavamo a fare la guerra nella piazzetta davanti casa mia. Per divertirci usavamo gli scudi di famiglia. Lo scudo era fatto di bambù flessibile con una lavorazione circolare di rametti piccoli intrecciati tra di loro. Quando non si lasciavano giocare con lo scudo, provavo a costruirmene uno da solo. Anche nei film storici sull'India, nella battaglia tra gli imperi e i sultani, venivano usate questa tipologie di scudi. Guardando questi documentari mi veniva sempre in mente lo scudo di famiglia che avevo a casa. Quando sono venuto in Italia, ormai grande, mi sono dimenticato di questi ricordi da bambino. Appena ho visto nel museo gli scudi veneziani, ottomani ed europei, mi sono ricordato della mia infanzia, di quando giocavo per la casa con queste armi di difesa e della storia che mi raccontavano mio padre ed i miei zii sul loro nonni. Ho scelto lo scudo perché serve a proteggere. Sono contro la guerra. La pace va conquistata in tutto il mondo perché gli uomini sono tutti uguali. Sotto la nostra pelle abbiamo tutti il sangue dello stesso colore. Siamo tutti uguali, non bisogna fare le guerre.